Agrigento, al villaggio Mosè, al Grand Hotel Mosè, si è svolto un incontro dibattito organizzato dall'associazione Giovani Idee sul tema politiche del lavoro e riforme del sistema regionale. Le interviste di Irene Milisenda. Oggi l'associazione Giovani Idee appunto dibatte sul tema importante, politiche del lavoro e riforme del sistema regionale. Il tema è importante perché il livello di disoccupazione, soprattutto quella giovanile, in Italia e soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia è estremamente elevato. Dobbiamo invertire la rotta. Come farlo? In alcuni paesi europei hanno fatto delle scelte, hanno investito sulla garanzia giovane e nell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. La Sicilia ha utilizzato male le risorse di cui disponeva, non hanno prodotto frutti, allora dobbiamo cambiare il paradigma, dobbiamo creare con la politica le condizioni perché le imprese si sviluppino, perché la soluzione al problema occupazionale la si trova nel sistema imprenditoriale e non la si può trovare sicuramente nella pubblica amministrazione, come in passato si è cercato di fare. Intanto bisogna cominciare a dire che da poco si è creata l'associazione Giovani Idee, un gruppo formato di giovani ragazzi che hanno l'intento di voler esprimere le proprie idee all'interno di ambiti così ampi come quello politico, e quindi abbiamo organizzato questo evento appunto per mettere insieme dei relatori che possano esprimere la loro considerazione riguardo alle politiche del lavoro, ma anche all'Europa. Spesso l'Europa viene detestata perché viene considerata come l'autore di tutti questi problemi che vanno dalla disoccupazione all'immigrazione, ma in realtà l'Unione Europea è un'istituzione che tende a salvaguardare il cittadino e quindi ad evitare, cercare di risolvere i problemi. E dunque oggi tratteremo tutti questi temi in modo tale che i ragazzi che oggi sono venuti, che sono qui presenti, escano da questa sala con la consapevolezza che l'Unione Europea fa del suo meglio per migliorare le condizioni dei singoli cittadini e che servono comunque delle riforme strutturali nella regione siciliana, che quindi ci auguriamo che dopo dal 6 novembre in poi si possa in qualche modo risolvere, o quantomeno creare un percorso che vada a risolvere questi problemi fondamentali come quello del lavoro e dell'immigrazione. Noi abbiamo portato il nostro contributo, il contributo del gruppo parlamentare di Forza Italia, che è stato in tutti questi anni un gruppo non soltanto di opposizione e di contestazione, ma soprattutto di proposte che nella maggior parte dei casi sono state anche accolte dall'Aula, dall'Assemblea, anche se le stesse proposte poi sono state puntualmente disattese dal governo regionale. Una per tutti è passata l'anno scorso la nostra norma in virtù della quale 100 milioni di euro sono stati destinati ai cantieri di lavoro per gli enti locali, per gli enti di culto, anche nel settore ambientale. Questa norma ancora purtroppo è stata disattesa dal governo regionale, che non ha dato attuazione alla stessa, lasciando 18.000 persone, ancorché a tempo determinato, di poter trovare un'occupazione. E ancora abbiamo fatto passare quest'anno un'altra norma per impegnare 115 milioni di euro per quanto riguarda l'impiantistica sportiva e la riqualificazione urbana in ben 82 comuni dell'isola. Benissimo, stiamo ancora aspettando che il governo regionale dia attuazione a quest'altra norma. Cosa significa? Significa che Forza Italia si è sempre contraddistinta per essere un partito alternativo a questo governo, ma non a chiacchiere ma con i fatti. Purtroppo questo governo è stato contraddistinto per essere un partito degli annunci vacui, inconcludenti e velleitari, e per non aver fatto nulla se non delle riforme che hanno soltanto distrutto e peggiorato le condizioni della Sicilia e dei siciliani.